Pomi menat al santuari e al mesurai pilastris, sis comedons de l'argiece di une bande e sis comedons di che altere. La puarta era larga 10 comedons, e li santis da puarte 5 comedons di une bande e 5 comedons di che altere. Poi dopo al misurar il santuari, aliere l'un 40 comedons e l'arc 20. Poi alle dentri e al misurà i pilastris de puarte, 2 comedons, e la puarte, 6 comedons, la larghezza de puarte, 7 comedons. Al misurà anche la lunghezza, 20 comedons, e la larghezza davanti al santuari, 20 comedons. Poi mi dise, che sta lì il san dai sans. Daspò al misurà il mur dal templi, 6 comedons. La larghezza dal fabbricato in bande, torator dal templi, era di 4 comedons. Le stanze in bande erano una per ore di che altre, a 3 plans, con 30 stanze per plank, e sul muro dal templi erano i spuars per poià, ma però i spuars non erano tal muro dal templi. L'an su di un plan di che l'altri, le stanze erano sempre più larghe, di modo che il fabbricato era più largo ad alt. Dal plan più basso si poteva lassù in quel mezzan e di lì in quel più alto. Torator dal templi vedei un rialzo. Gli sfondi dal fabbricato in bande erano alti come une chiane di 6 comedons. Il muro dal fabbricato in bande era pench per di fur 5 comedons e la distanza fra un fabbricato e l'altro era di 20 comedons torator dal templi. Il fabbricato in bande aveva una entrata dal splash libar, una entrata a tramontane e una a mesdì. Il muretto dal splash libar era largo 5 comedons torator. Il fabbricato che era in faccia da Splat Libar, da bande di Sorelli a Mont, era largo 70 comedons. Il muro del fabbricato era pench torator 5 comedons e lungo 90 comedons. Poi al misurare il templi, era lungo 100 comedons. Il Splat Libar, il fabbricato e i suoi muri, e anche 100 comedons. La facciata dal templi, con splash libar, era larga 100 comedons. Al misurà anche la larghezza dal fabbricato in faccia da splash libar. De bande da con le gallerie di qua e di là, era di 100 comedons. Il toc per dentro dal santuari, la sua entrata, li santis, i barconi cui gattars e le gallerie storator di tutti tre, scominciando dal solar, erano rivestuti di brais di legno dall'intorno, dal pavimento fino ai barconi che erano taponati. Taccando le porte, dentro e fuori dal tempio e su tutti i muri per dentro e per di fuori, erano pitturati cherubins e palmis. Entre un cherubin e l'altro era una palme. Ogni cherubin aveva 2 muses. Muse di omp vers di une palme e muse di leon vers di che altre palme, picchias torator di tutto il tempio. Sui murs dal santuari, di abbas fin per zore da parte, erano sistemati cherubins e palmis. Li santis dal santuari erano inquadrati. Davanti al san dai sans era come un altar di legno, alt 3 comedons, lungo 2 comedons e largo 2 comedons. I chiantons, il ciocul e gli sbandis erano di legno. Mi dise, queste è la tavola che è diventata dal Signore. Il santuari e il san dai sans avevano 2 porte sparomp. Ogni parte aveva 2 volades e ogni volade si pleava in 2 tocs, 2 per une volade e 2 per che altre. Sugli spuarti erano pitturati cherubins e palmis come tai murs. Sulla facciata dall'andit, per di fur, erano sottopuarti di legno. Di qua e di là dai entrate, te stanze in bande dal templi, tal sottopuarti e tai templars, erano barcons, gattars e palmis.